Buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata di presentazione del DDL 660. La parola al Presidente dell'Ordine Regionale del Veneto, Vittorio Zanon. Se funziona, va? Sì, perfetto. Buongiorno e grazie a tutti di essere venuti. Siamo un pochino in ritardo con i tempi, per cui cercherò di essere estremamente sintetico. Devo cominciare a ringraziare l'Ordine Nazionale, l'Ordine del Friuli Venezia Giulia, che hanno aderito all'iniziativa, l'AIDOS, l'ASNAS, SUNAS e la SOSTOS, oltre alle università che sono del Veneto e del Friuli Venezia Giulia presenti, il professor Castagnaro e il senatore Dalla Zuanna che con la sua presenza ci aiuterà anche a commentare direttamente la normativa, grazie anche alla sua presenza all'interno della commissione che sta analizzando la presentazione. Appunto i tempi siamo un pochino stretti, avete visto allora la prima parte sarà di presentazione, storia, senso e percorso. L'evento appunto è diviso così. C'è il supporto dei principali attori che hanno promosso l'iniziativa, peraltro già da subito promossa e sostenuta anche dal precedente Ordine del Veneto. E il fatto che sia presente il senatore Dalla Zuanna ci permette di interloquire direttamente con il legislatore e mi sembra un elemento importante, grazie anche poi all'opera che ha portato avanti l'Ordine Nazionale. Nella seconda parte della mattinata invece avremo una tavola rotonda con i rappresentanti del mondo universitario e appunto le 4 università, ma anche contributi di AIDOS e dell'ANVUR, che è l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca. Poi lasceremo lo spazio per un dibattito e le possibili osservazioni a quanto emergerà, e affidando le conclusioni alla collega Silvana Mordeglia, Presidente dell'Ordine Nazionale. Nel sito dell'Ordine del Veneto sono presenti i materiali per approfondimenti, c'è il testo del DDL che per voluminosità non abbiamo fotocopiato, comunque è scaricabile. Sono inoltre poi presenti altri link a materiali da approfondimento e anche alla presentazione, ai video di presentazione del DDL che è stato fatto a dicembre scorso al Senato. Ecco, credo che il DDL 660 possa essere un'opportunità per la nostra professione. Dobbiamo ricordarci della funzione pubblica degli ordini, che quindi devono principalmente tutelare la cittadinanza rispetto all'esercizio competente di qualità nel rispetto dei saperi scientifici, dei dettati etici e deontologici, relativamente allo svolgimento degli interventi di servizio sociale e professionale nei confronti di individui, di gruppi della società. Per questo appunto credo che sia un'opportunità per qualificare meglio il percorso formativo e il ruolo degli assistenti sociali. Infatti il primo valore per la qualità dei servizi si trova nel personale impiegato all'interno dei servizi, che dovrebbe essere sempre più qualificato e in condizioni di svolgere al meglio le proprie funzioni. E su questo purtroppo anche settimana scorsa ci sono stati 2 gravi episodi qua in Veneto di aggressioni che hanno visto coinvolti anche i colleghi. Ecco. Credo che sia doveroso ricordarci di queste situazioni, ecco, perché sono state aggredite una con un coltello e una ha ricevuto 2 pugni al volto, insomma. È interessante, ecco, che rispetto al disegno di legge abbiamo trovato una comunità unita attorno a questo progetto.
Attorno si è sviluppato un patto per la professione che ha visto coinvolti gli ordini e le principali organizzazioni di rappresentanza, ma non dobbiamo, credo, al contempo nasconderci che come ordini e come organizzazioni professionali siamo un po' in sofferenza di partecipazione da parte dei colleghi alle varie attività che vengono promosse. Alle recenti elezioni del rinnovo degli ordini a livello nazionale ha votato poco meno del 20%. Questo è un elemento che deve interrogarci rispetto al problema della rappresentatività che possiamo avere, ma deve anche essere da stimolo per implementare sempre di più le occasioni di confronto e di dibattito e anche di partecipazione attiva. Diamoci un po', forse anche una svegliata in questo senso. Forse anche attraverso dei nuovi canali di comunicazione, ecco, su questo anche come ordine un po' alla volta stiamo cercando di coinvolgere maggiormente. E ripensando anche all'informatica, ecco, una dei possibili anche correttivi o ipotesi anche per andare a coinvolgere di più anche rispetto alla partecipazione alle elezioni potrebbe essere il studiare, credo che ormai i tempi anche tecnologicamente ce lo consentano, di pensare anche alla votazione online per il rinnovo degli ordini professionali. Ecco, ecco qua, scusate, prima di concludere, ecco, volevo presentarvi questo, quanto dice il ministro dell'istruzione del Bhutan. Gli insegnanti insegnano ciò che sanno, ma soprattutto ciò che sono. È per questo che dobbiamo imparare a prenderci cura dei nostri insegnanti. Ecco, mi pare che questo, quanto afferma, possa essere traslato anche agli assistenti sociali e credo rinforzi il valore e il senso dell'importanza di prendersi cura della formazione e qualità dei percorsi formativi all'interno delle università che formano i professionisti di domani. A livello nazionale i percorsi formativi non sempre presentano un'uniformità di percorsi e contenuti relativamente a una professione che ha del suo forte uno stretto dei suoi saperi, ecco, e uno stretto rapporto con l'operatività, ecco, con la pratica. Chi interverrà dopo di me presenterà con maggior completezza e precisione la situazione, le criticità e quelle che possono essere le proposte, nonché i correttivi e anche le norme transitorie che credo interessino molti colleghi. Ecco. Tuttavia non si può non cogliere l'occasione di una partecipazione così ampia e autorevole dei colleghi presenti oggi, così come delle rappresentanze delle sedi formative universitarie, per lanciare la proposta, secondo me, di potersi ritrovare e convenire tutti su alcuni principali punti di convergenza che possono sottostare alla proposta di riforma. E tra questi credo che possano esserci senz'altro un solido percorso di studi con rafforzamento della formazione di base, l'insegnamento delle materie di indirizzo da parte di assistenti sociali o dottori di ricerca in servizio sociale, la centralità del tirocinio, l'omogeneità dei piani di studio a livello anche nazionale, e pur mantenendo certamente le specificità locali, e avere dei corsi di laurea con più insegnamenti professionalizzanti e riconoscimento del sapere del servizio sociale. Ecco, io mi fermo qui, credo che sono stato forse anche troppo. Grazie a tutti, buona giornata. Ringraziamo il Presidente Zanon, a cui va anche il profondo merito di aver collaborato alla fine della realizzazione di questa preziosa giornata. Quindi un grazie all'Ordine Regionale del Veneto, congiuntamente a tutte le forze della professione qui oggi presenti, che costituiscono il tavolo del patto, ASNAS, SUNAS, SOSTOS e AIDOS, e soprattutto il CROAS, con il prezioso apporto di intervento del senatore Dalla Zuanna,
senatore dell'11ª Commissione Igiene e Sanità, che adesso ci presenterà il DDL 660, attualmente in discussione congiunta 11ª e 12ª Commissione Senato. Ci illustrerà il progetto e lo stato dei lavori. Grazie. Si sente? Sì. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito e anche per l'opportunità che abbiamo avuto in questo paio di mesi di interloquire con riferimento a questa normativa, a questo disegno di legge che è stato appunto proposto. In realtà credo che sia da parecchi anni che si cerca di rinnovare con un testo unico ciò che è la normativa generale sulla professione degli assistenti sociali. Ora in questo scorcio di legislatura si è arrivati al punto appunto di presentarlo al Senato. In realtà c'è anche un altro disegno di legge presentato alla Camera, però il Senato ci si è messi d'accordo che parte lui ad analizzare e con l'idea, almeno finché ci restano, finché non ci aboliscono, insomma proviamo a lavorare, a fare qualcosa, e con l'idea appunto poi di velocizzare l'iter per arrivare poi a un'approvazione che non sia in tempi biblici. In realtà ne parlavo prima con gli organizzatori che dovrebbe sbloccarsi adesso anche l'iter, perché l'idea era di andare avanti in commissione con questo DDL assieme anche a DDL sulle professioni sanitarie, per evitare di fare cose non coordinate insomma fra di loro, anche se sono due cose distinte, perché come voi ben sapete stiamo parlando di ambiti abbastanza diversi per alcuni versi, però ci sono alcune cose anche generali, perché sempre si tratta di cose che hanno a che fare con un discorso di ordini, cose che hanno a che fare con un discorso di una formazione anche universitaria che ha seguito un iter per certi versi simile, no? Cioè partendo da, come si dice, da una tradizione di insegnamento extrauniversitario che poi è stato messo all'interno dell'attività universitaria col 3+2, però con soluzioni diverse a seconda delle diverse professioni di cui stiamo parlando. Ecco, quindi quello che sto dicendo, anche questo disegno di legge è inserito all'interno di un più generale riassetto delle professioni, chiamiamole sanitarie e sociali, che prima non avevano un percorso di laurea, diciamo, e che poi l'hanno acquisito e che adesso mi pare che sia un percorso che ormai è una ventina d'anni che si sta riassestando, no? Per arrivare non si sa bene a quale punto d'arrivo. Ecco, quindi di questo stiamo parlando. Allora io mi limito adesso proprio a fare una presentazione del disegno di legge e alla fine dirò 2 o 3 cose che sono mie opinioni, però cerco di distinguere i fatti dalle opinioni, come si dovrebbe cercare sempre di fare potendo, ma delle volte non si riesce. Però insomma, ecco, vediamo cosa dice questo DDL. Come vi dicevo prima, questo DDL è un testo unico che va a sostituire, in particolare sostituisce, scritto proprio come ultimo comma dell'ultimo articolo, è abrogata la legge del 3 aprile 2001 numero 119, che mi pare sia quella che adesso disciplina, se non erro, la professione, se non sbaglio, insieme a quella, credo che sia quella del 23 maggio 93 numero 84. Insomma, quella dell'84, sempre cominciamo dalla coda, proprio dice: per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applica la legge del 93. Quindi si tratta di un testo unico che si inserisce in un percorso legislativo che ha avuto appunto 2 tappe importanti. Detto questo, io non presenterò tutto il disegno di legge, che è abbastanza complesso, mi pare che nel sito ve lo trovate se volete guardarvelo in dettaglio. Mi soffermo specialmente sulle cose più interessanti da un punto di vista di cambiamento, ecco, almeno da quello che ci ho compreso io, e scusate che comunque dopo interverrà anche altra gente che potrà fare altri discorsi. Allora, intanto, al di là dei discorsi di carattere generale che ci sono sempre nelle leggi come primi articoli importanti, una cosa interessante è che già all'articolo 2 si parla della possibilità della libera professione, che già c'è, se non sbaglio, per gli assistenti sociali, però una cosa importante che viene detta introduce la detraibilità delle prestazioni che possono essere svolte sia in forma individuale che associata. Quindi
dà una apertura maggiore alla possibilità appunto della professione. In realtà è molto stringato il disegno di legge su questo aspetto, casomai potrete anche dire qualcosa in più voi se questa in realtà può essere anche una prospettiva interessante anche per i ragazzi che escono o per chi esperto vuole magari aggiungere all'attività professionale inserita in strutture, inserita nelle, chiamiamole, nei canali tradizionali, anche un'attività magari di consulenza o cose di questo genere. Forse questo, anche l'ordine su questo magari una riflessione sarebbe interessante sentire. Ecco, poi vengono messe all'articolo 3 un elenco lunghissimo di attività di esclusiva competenza degli iscritti all'albo, anche se c'è scritto una frase, dice mantenendo riserve e restrizioni vigenti. Ecco, penso che questo sia frutto di tutta una serie di percorsi che sono avvenuti in questi anni, no? Per cui si dice l'assistente sociale deve fare come esclusiva competenza queste cose, però se dopo andiamo a vedere, vediamo che veramente c'è tutto l'orbe terracqueo dentro. Allora, e leggendo è evidente che c'è anche altre persone che fanno quelle cose là. Allora io credo che questo sia un cappello che viene messo non tanto per parlare di esclusiva competenza, quanto per dire ciò che l'assistente sociale può fare, insomma, e ciò che anche nella formazione che gli viene impartita, a cosa si deve guardare per il tipo di competenze a cui deve arrivare. Ecco, ci sono appunto 4 aree: l'area di aiuto nei processi di inclusione sociale, area preventivo-promozionale, area dell'organizzazione, prevenzione e gestione, area didattico-formativa e di ricerca. È evidente, leggendo questo elenco, anche per chi come me non è dentro nella professione, eccetera, che ci sono almeno 2 piani molto importanti. C'è il piano dell'intervento diretto e c'è il piano dell'organizzazione. Ci sono 2 cose che si intrecciano di continuo, e dico anche non potrebbe essere altrimenti, probabilmente, perché anzi, diciamo che è questa forse la specificità anche del vostro tipo di l'idea di ciò che deve fare, di ciò che fa l'assistente sociale. Cioè, da un lato interviene direttamente sulle persone, d'altro canto però si pone anche come punto di snodo per l'organizzazione dei servizi e per l'organizzazione della cosa. Quindi, ecco, diciamo che in questo tipo di, adesso lo vediamo, anche nella presentazione nella proposta di percorso formativo, che adesso andiamo subito a vedere, non si segue più quello che forse poteva essere l'idea precedente, che chi fa un percorso triennale fa una cosa, chi fa un percorso magistrale invece fa più un discorso di gestione, eccetera. Nella proposta, come vedremo, di ciclo unico è evidente che queste 2 cose si mescolano in modo molto più integrato. Allora, com'è che funziona il meccanismo? Allora, e questa forse è la parte più innovativa della proposta. Si propone che per appunto una laurea magistrale a ciclo unico quinquennale, cioè si dice che per diventare assistenti sociali, per potersi iscrivere all'albo, è necessario fare un percorso a ciclo unico quinquennale, simile a quello che fanno, lo so che c'è, molte... cosa? Sì, anche se gli psicologi è un po' diverso, adesso vediamo perché è diverso. Gli psicologi prima fanno anche una laurea triennale intermedia, mentre qui non è più prevista un discorso di titolo intermedio di tipo triennale. Ecco, poi si propone di inserire un macro settore scientifico disciplinare, 14E servizio sociale, cosa che adesso non c'è, perché adesso mi pare sia inglobata all'interno della sociologia generale, se non sbaglio, il servizio sociale. Ecco, per l'iscrizione all'albo è necessaria la laurea magistrale, mentre questo è tutto ciò che accade a regime, poi parleremo della fase transitoria. Ecco, quindi quando sarà tutto il percorso finito, per iscriversi all'albo di assistenti sociali ci sarà bisogno di avere la laurea magistrale in servizio sociale, o come si chiamerà, insomma. Ecco. Poi il MIUR ovviamente determina i contenuti del corso di laurea, sentito l'ordine. Ecco, quindi l'ordine qui è scritto che è sentito. Cosa vuol dire sentito nel linguaggio giuridico? Vuol dire che alla fine è il MIUR che decide, però c'è un obbligo di interlocuzione con l'ordine per disciplinare un po' il percorso del corso di laurea. Ecco, in attesa che vi siano i docenti in questo macro settore, gli insegnamenti di servizio sociale possono essere affidati ad assistenti sociali, naturalmente di comprovata esperienza, bla bla bla, insomma, cosa che peraltro mi pare sia già adesso, se non sbaglio, cioè che gli assistenti sociali possono
rispondendo a bandi, eccetera, insegnare gli insegnamenti di servizio sociale. E l'ordine poi è coinvolto anche nei dottorati di ricerca, dove il coinvolgimento credo che sia, anche nell'articolo, disciplinato anche in modo differenziato nelle diverse università, come si vorrà farlo. Ecco, quindi devo dire che questo tipo di proposta è abbastanza, fra virgolette, sconvolgente da un punto di vista rispetto a ciò che è adesso, no? Adesso c'è laurea triennale e laurea magistrale ed entrambe danno l'accesso di ingresso all'ordine, in realtà mi pare che ci sia l'ordine A e B, se non sbaglio, anche se poi, da quel che capisco, per andare a fare l'assistente sociale nei comuni, eccetera, entrambi possono fare i concorsi per l'accesso a questo. Quindi invece qua decisamente si propone un cambio di passo, non so se in avanti o all'indietro, poi lo vedremo nel dibattito qua di cui parleremo, in cui si propone di avere invece un corso di tipo quinquennale. Allora, un'altra cosa interessante è il tirocinio. Il tirocinio è proposto di 18 mesi, e qui sono stato anche puntuale nel dare a dire le parole che ci sono nel disegno di legge. Si dice 18 mesi e può svolgersi per 6 mesi in concomitanza col corso di studio. Il che vuol dire praticamente che per poter fare l'esame di Stato, credo, o per poter entrare nell'ordine, se ho capito bene, l'esame di Stato puoi farlo anche prima, ma dopo per poter andare all'ordine devi aver fatto 18 mesi di tirocinio, di cui almeno un anno oltre ai 5 anni di scuola. Cioè, quindi praticamente per poter diventare assistente sociale c'è bisogno di 5 anni di titolo magistrale più un anno di tirocinio. Più situazione 6 che mesi. Mordeglia ci spiegherà può essere soggetta a variazioni. Sì, ma tutto può essere soggetto a variazioni. Io vi dico adesso quello che c'è sul disegno di legge. Ecco, quindi appunto il percorso come è disegnato in questo disegno di legge diciamo almeno 6 anni di percorso formativo, perché si dice che può svolgere per 6 mesi in concomitanza col corso di studio. In teoria potrebbe essere anche 18 mesi extra per come è scritto qua, ok? Poi supervisione. Chiedo silenzio in sala, grazie. Ecco. Supervisione da parte di assistente sociale che lavora da almeno 5 anni e l'ordine che vigila sui tirocini. Quindi complessivamente la formazione dura almeno 6 anni, di cui almeno uno di tirocinio post laurea. Questo è quello che è scritto qua dentro. Ecco, esame di Stato, come vi dicevo prima, requisito la laurea magistrale, 2 prove scritte, una pratica e una prova orale. Mi pare che sia così già adesso più o meno, no? 2 prove scritte, una pratica più l'orale. Quindi su questo non cambierebbe quasi niente. Ecco, per iscriversi all'albo è necessario l'esame di Stato e la residenza nella regione in cui ci si iscrive. Ecco, già adesso mi pare che ci sia questo, cioè questa idea di ordinamento regionale viene mantenuto. Ecco, naturalmente uno non deve mai essere stato radiato né condannato per reati specifici, spero che non ci sia anche, che so io, uno di incidente stradale, roba del genere, mi immagino che siano reati legati alla professione. Ecco, e senza l'iscrizione all'albo non si può svolgere la professione, quindi resta questo che è già adesso, se non erro, ecco. E poi c'è la possibilità dell'accesso alla dirigenza, dove l'articolo 8 è molto stringato, si limita a dire che esiste questa possibilità, poi immagino che la deleghi anche all'organizzazione dell'ordine e tutto il resto. Ecco, poi norme organizzative, ecco qui andiamo su cose che credo che dove ci siano pochi cambiamenti rispetto al sistema attuale, magari su questo io mi limito a dire quello che ho scritto e poi casomai qualcun altro che conosce meglio tutta l'organizzazione dell'ordine potrà dire se ci sono cambiamenti importanti. Ecco, mi pare che una cosa che viene detta che adesso non c'è, se non sbaglio, è il diritto di astenersi dal lavoro per partecipare alle attività istituzionali dell'ordine con apposita convenzione. Questo credo che sia abbastanza importante per chi dà la sua disponibilità a lavorare o nel Consiglio nazionale o regionale o nei consigli di disciplina, che per il vostro ordine sono molto importanti, ecco, può avere diritto ad avere delle ore di sconto dell'attività professionale, almeno immagino sia per chi fa lavoro negli enti pubblici, perché chi fa lavori privati è un altro discorso. Ecco, organi di disciplina, procedimento disciplinare, Consiglio regionale e nazionale di disciplina, qui il disegno di legge è molto dettagliato, io mi immagino che
che riprenda cose già esistenti in parte, ecco, su questo, ma casomai su questo io non conoscendo bene, qui sì veramente, mentre sulla parte dell'università, essendo io professore all'università, capisco bene di quello che parlo, su questo forse è meglio se ci sia anche da parte vostra maggiori dettagli. Comunque 5 componenti iscritti da almeno 10 anni all'albo e c'è tutta una serie di incompatibilità molto opportune, diciamo, per esempio chi è nel Consiglio di Disciplina regionale non può far parte del Consiglio né nazionale né regionale dell'ordine, magari si potrebbe anche mettere un qualcosa del tipo, come c'è adesso, che deve passare magari un paio d'anni da quando uno è uscito dal consiglio prima di entrare in un consiglio di disciplina, per evitare possibili che si trovi a dover giudicare qualcosa che è legato a cosa che ha deciso lui. Comunque su questo magari poi potremo vederlo anche in termini di emendamenti. Adesso per esempio c'è uno che, non so, adesso il ministro del lavoro non può ritornare a fare il presidente dell'Istat, perché da quando uno ha fatto il ministro deve passare un anno prima che possa riprendere cose che erano vigilate dallo stesso ministero. Queste sono cose molto opportune in una logica per evitare conflitti di interesse, però ecco, su questo poi vedremo. Ecco, resta in carica per la durata del Consiglio che lo nomina e il Consiglio nazionale di disciplina funge da appello rispetto al Consiglio regionale. Anche questa è una cosa, credo, molto opportuna che deve esserci, insomma, perché almeno due gradi di giudizio su cose di questo genere sono fondamentali proprio per la tutela delle persone coinvolte. Ecco, resta l'obbligo alla formazione permanente, che già c'è adesso, se non sbaglio, negli assistenti sociali. Infatti, il fatto che siate anche qua, credo che siete venuti tutti a ascoltare me, però se non ci fossero stati i 5, credo magari andavate ad ascoltare qualcun altro. Ecco, quindi questo come cosa. No, a parte le battute, in realtà queste cose sono molto opportune e non credo che ci siano in tutti i meccanismi di ordine, no? Quindi il fatto che all'interno vostro ci sia questa formazione permanente, che probabilmente anzi va disciplinata e va articolata in modo sempre all'avanguardia, ecco, per essere recepita anche da voi come un qualcosa di utile veramente, è molto importante. E poi c'è un'assicurazione obbligatoria di copertura delle responsabilità civile, anche questa è fondamentale. Guardate che le difficoltà che hanno adesso i medici su questo, ecco, speriamo che non contagino anche la vostra professione, ammesso che non l'abbiano già fatto, insomma, perché quello che si sta accadendo so che ne stiamo parlando anche in commissione, con la medicina difensiva, che viene, cioè praticamente i medici adesso ci sono le ASL, alcune ASL che non riescono a stipulare polizze perché sono così alti i premi che devono pagare che i medici devono arrangiarsi per coprirsi dai rischi della professione. Allora cosa fanno i medici per evitare storie? Anche se dovrebbero far fare 3 esami a una persona, gliene fanno fare 15, così se questo poi va a giudizio, loro possono dire io gli ho fatto fare tutti questi esami qua e quindi io sono tranquillo. Ecco, meccanismi di questo genere sono devastanti, ecco. Non so se nella disciplina dell'assistenza sociale ci sono problemi di questo genere. Probabilmente la parte medica è più delicata da questo punto di vista, però non è così, insomma. Ecco, c'è la possibilità di fare pubblicità informativa, immagino che sia specialmente per chi fa la libera professione, questo, con un regolamento del Consiglio nazionale. Naturalmente c'è l'obbligo al segreto professionale, e questo c'era anche da prima, credo, prima dell'ordine, prima di tutto, però insomma che sia l'ordine che vigila su questo è molto importante. Ecco, e poi ci sono delle disposizioni transitorie finali su cui mi soffermo un attimo. Allora, quando la legge entra in vigore, tutti gli iscritti delle sezioni A e B dell'albo sono iscritti di diritto all'albo unico. Quindi anche chi ha solo la laurea triennale entra in questo momento nell'albo unico. Quanti hanno già fatto l'esame di Stato per A e B possono iscriversi all'albo unico, e per iscriversi alla sezione A bisogna possedere sia il titolo triennale sia il titolo magistrale, e questa è un po' una novità, no? Nel senso che una delle criticità segnalate fortemente nell'interlocuzione che ho avuto di gente che fa la laurea triennale in qualcos'altro e poi fa la magistrale in servizio sociale. Ecco, sto giochino qua non verrà più consentito se entra in vigore questa legge.
Ecco, anche se non è chiaro che accade agli attuali iscritti alla laurea triennale e a chi ha già conseguito la laurea triennale ma non ha ancora fatto l'esame di Stato. Cioè, io leggendo l'articolo 22 non capisco se una persona che adesso è al primo, al secondo anno, al terzo anno della laurea triennale, supponendo che domani entri in vigore la legge, quando ha finito il suo percorso triennale può iscriversi. Da quello che capisco io è no. Nel senso, ecco, però secondo me anche qua è una cosa su cui bisogna ripensare, perché questo può dare luogo a dei ricorsi infiniti. Cioè una persona che si è iscritta adesso alla triennale, secondo me si aspettava di poter diventare assistente sociale dopo 3 anni, quindi andare a mettergli un obbligo in corso d'opera, secondo me è una cosa che se vai in tribunale vinci, perché non puoi tu mettere è come se a medicina adesso decidessi invece di 6 anni ci si mette 8. Una persona che è al 5° anno di medicina si trova a dover fare 2 anni in più per diventare medico. Insomma, non credo che sia una cosa possibile, se uno ha iniziato un percorso, cambiargli le cose, cambiargli le carte in tavola in corso. Ecco, questa è la presentazione del DDL, quindi vedete che, se non ho sbagliato ad interpretarlo, una cosa non ho detto, io il senso della mia presenza qua non è solo quella di venirvi a raccontare queste cose, ma è veramente di poter avere un'interlocuzione forte per andare poi in commissione al Senato e dire anche l'ordine del Veneto, del Friuli e Veneto è qua, vero? No, ecco, Friuli e Veneto, l'ordine e le persone più che altro che hanno a che fare, che sono iscritte, che tipo di sensibilità portano, perché alla fine, guardate, quello che quando si va in Parlamento in questa fase, specialmente in commissione, con delle idee forti, ben motivate, eccetera, hanno forti probabilità di passare. Cioè, quindi vale la pena di fare questo lavoro di forte attenzione a percorsi di questo tipo. E non è solo un problema di lobby, ma è proprio un problema di arrivare a trovare un bene comune. Ecco, volevo dire 2 cose su le mie opinioni, solo 2. E sono opinioni più che altro un po' anche da professore universitario, più che da senatore. Allora, una è che sinceramente io sono molto scettico, ma anche altri condividono, sento, su questa cosa di portare il percorso formativo a 6 anni. Anche perché, e anche in commissione, condiviso fortemente questo scetticismo. Cioè la gente dice banalmente, ma come? Prima c'erano assistenti sociali bravissimi che facevano 3 anni e poi lavoravano splendidamente, perché di colpo siamo arrivati a dover raddoppiare addirittura il percorso di studio? Perché questo è quello che è scritto qua dentro, alla fine. Allora, mentre è abbastanza condiviso anche in commissione l'idea che essere buttati nell'arena del servizio sociale con tutte le sue complessità dopo 3 anni, quando uno ha 22-23 anni solo, eccetera, anche questo si capisce che il mondo è diventato più complicato, anche se viene anche detto che gli utenti sono sempre utenti, cioè non è che una persona che ha dei problemi li aveva, sì, saranno diversi da quelli di 20 anni fa, ma sempre una persona, cioè quindi una cosa è l'interlocuzione con le persone, una cosa è l'interlocuzione con la complessità del sistema. Ecco, quindi anche qua bisogna un attimo capire. Allora, quello che si dirà è, intanto sarebbe molto interessante, sarebbe anche bello, probabilmente, per esempio, questi 18 mesi di tirocinio, tenerli tutti all'interno dei 5 anni. Se si riuscisse a fare una cosa di questo genere, diventerebbe anche un percorso fortemente professionalizzante, ma nello stesso tempo fortemente anche caratterizzato in modo diverso rispetto a quello di altre professioni, perché la cosa interessante della professione del servizio sociale, com'è percepito anche all'esterno e com'è anche all'interno parlando, è che è sempre stata vista come una cosa che è nata per rispondere a delle cose, non so come dire, cioè non è una cosa nata in astratto perché c'era una disciplina e dopo costruiamo la professione, ma è successo proprio a rovescio, cioè c'erano dei bisogni da risolvere e quindi si è dovuto costruire delle persone in grado di risolvere queste cose. Per cui questo giustificherebbe ampiamente, allora se si potesse lavorare su un tirocinio magari articolato, no? Cioè 18 mesi di cui almeno 6 fatti nei primi 2 anni, 6 fatti più avanti, 6 fatti là, cioè in modo che ci sia anche una guida. E poi a questo tirocinio bisogna dargli dignità di attività universitaria. Cioè, cosa vuol dire questo? Cioè avere delle persone che seguono veramente i tirocinanti non solo esterni ma anche interni. Cioè avere all'interno del corso di laurea, se hai tu 100 persone iscritte devi avere 4, che ne so io, persone che seguono i tirocinanti e che li seguono veramente.
vuol dire anche dandogli una valutazione, dandogli una cosa, insomma che sia il tirocinio pienamente interno. Questa sarebbe una cosa secondo me molto ben compresa e molto ben accettata anche dalla Commissione. Ecco, l'altra perplessità molto forte che c'è è quella di non dare un titolo intermedio triennale, mentre è abbastanza, mi pare, condivisa l'idea che dopo 3 anni non ti puoi iscrivere all'ordine. Allora si potrebbe fare una cosa simile a quel che mi pare di aver capito che fanno gli psicologi, per cui c'è un titolo triennale che non dà la possibilità di iscriversi all'ordine, ma dà la possibilità di accesso a una professione che non mi ricordo più come si chiama, cos'è? Consulenti? Tecnico della riabilitazione. Tecnico cos'è? Tecnico della riabilitazione. Ecco, cose di questo genere, cioè quindi pensare appunto a un qualcosa che con la laurea triennale dia la possibilità, anche perché, anche parlando con gente che conosco che è iscritta al servizio sociale, dice non mi sarei mai iscritta io se fosse stato un percorso quinquennale. Molta gente matura l'idea del percorso quinquennale dopo che vede che la cosa è sensata e che è una cosa che fa per lei, quindi, o per lui. Tra l'altro il problema della femminilizzazione della professione, anche di questo si è parlato all'interno del Consiglio della Commissione, è un problema che forse andrebbe posto, ovviamente nel disegno di legge non è che puoi fissare le quote alla rovescia, no? le quote blu, però è anche ovvio che tutti capiscono che l'idea di una professione che deve avere a che fare non solo con donne, ma con uomini, donne, bambini e tutto, è bene che sia, ma questo vale anche per chi lavora negli asili nido, dovrebbe valere, cioè voglio dire, in tutte le cose sarebbe bene avere un mix maschile e femminile più equilibrato, proprio per dare alla professione anche una maggior vicinanza a quello che accade dopo nella realtà. Ecco, io l'ultima cosa appunto, ma l'ho già detta, questa che bisognerà fare qualcosa con riguardo a chi adesso è iscritto nella laurea triennale, perché io non credo che sia una cosa sensata che questi non possano conseguire un titolo e fare il percorso per cui si erano iscritti all'università. Bene, non sono stato molto esaustivo, anche perché il disegno di legge, però ho cercato di individuare le modalità principali. Grazie. Ringraziamo il senatore Dalla Zuanna soprattutto per i preziosi stimoli che ci ha fornito. Ora la parola alla Presidente dell'Ordine Nazionale Silvana Mordeglia, anche per le opportune specifiche chiarimenti. Grazie e un saluto a tutti e grazie all'Ordine del Veneto che ci dà questa occasione per incontrarci, per ragionare su questa questione che è quella del disegno di legge attualmente calendarizzato al Senato, in discussione al Senato, ma in questo modo anche di riflettere su molte delle questioni che riguardano la professione. E innanzitutto dirò che io in 6 minuti non ce la faccio, perché non è colpa del senatore Dalla Zuanna, ma abbiamo iniziato un po' dopo, quindi ditemi voi per quanto mi devo organizzare, così taglio e cerco di fare in modo di tagliare le cose. Pari dignità all'intervento, stessa durata. 20 minuti? Sì, vanno benissimo. Va bene, ok, così mi regolo, d'accordo. E è importante ragionarne con i colleghi, perché con i consigli regionali abbiamo l'occasione ripetuta di poterne ragionare nel corso delle conferenze che abbiamo come conferenza dei presidenti, quindi nazionale e regionale insieme, ed è evidente che i consigli regionali portano quelle che sono le riflessioni e le istanze che emergono dai territori. È importante però, anche alla luce di tutti gli stimoli e gli input che ci ha dato il senatore Dalla Zuanna, che a ragionarne qua con noi ci siano oggi i colleghi del Patto della Professione, ma in particolar modo anche la politica che è da lui rappresentata e l'Accademia, perché abbiamo interlocutori delle università sia del Friuli sia del Veneto. D'altra parte la nostra è una
professione che ha ragione di esistere in relazione non soltanto alle persone con le quali veniamo a contatto nell'esercizio professionale, ma a maggior ragione in situazioni come queste, con quelli che sono quella che è la nostra rete di interlocutori. E col senatore abbiamo già anche avuto modo di incontrarci non solo nell'audizione, ma poi devo dire è stato estremamente disponibile e ci siamo incontrati anche successivamente proprio in relazione anche ad alcuni dei punti e dei dubbi che ha espresso adesso a fine relazione. Dunque, voi sapete che intanto, corre anche l'obbligo di dirlo, c'è stato un avvicendamento nell'ufficio di presidenza del CNOAS. Qui abbiamo Franca Bonin, che ringrazio, come ringrazio anche Edda Samori, che mi ha preceduto nell'incarico, e devo dire che tutti insieme, tutti e 15 insieme abbiamo, come dire, l'ambizione di cercare di riuscire a governare la professione, cercando di prendere in mano e condurre ad una qualche soluzione quelli che sono i nodi critici. Cerchiamo di farlo in modo serio, però per questo, e approfitto della platea, siete davvero tanti, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, dei CROAS, degli iscritti comunque che ai CROAS fanno capo, perché è l'unico modo per riuscire. Il ragionamento non ce lo possiamo fare in 15 a Roma, anche perché, per dire, io oggi sono qua, domani pomeriggio sarò in audizione alla bicamerale infanzia sulle questioni che riguardano l'infanzia e l'adolescenza. Mercoledì, come voi sapete, in questi giorni a Bolzano c'è un simposio internazionale sulla ricerca di servizio sociale e devo dire con grande sensibilità ci hanno dato anche uno spazio come ordine in uno dei tavoli che riguardano le politiche sociali e questo correre, se non ha dietro il pensiero e l'appoggio di tutti, diventa davvero poco produttivo. Allora, volevo solo dire una parola riguardo al patto per la professione, che è qui rappresentato dagli esponenti delle associazioni. Speriamo che rappresenti una modalità che anche a livello regionale possa trovare spazio. Noi cerchiamo a livello nazionale di trovarci su alcuni filoni. Uno di questi è quello che riguarda, quest'anno, anche se non abbiamo ancora definito il programma, sarà quello relativo alle questioni inerenti al rischio professionale. Un pensiero davvero forte ai colleghi. Io provengo dalla Liguria e lo stesso recentemente ci sono stati degli episodi molto pesanti che hanno riguardato colleghi, dovuti, e in questo mi porto nella riflessione che faceva prima il senatore Della Zuanna, la professione ce la mette tutta nella formazione continua, nella preparazione. La dialettica dell'università per noi con l'università è molto importante proprio per avere una formazione che stia al passo con i tempi, ma la complessità che ci circonda è collegata inscindibilmente a questo sistema, che è un sistema ormai fortemente in crisi, per cui se noi non riusciamo ad arrivare ad un cambio di cornici, noi non possiamo che pensare purtroppo che questi episodi, che non sono altro che un sintomo di come le persone stanno di fronte a chi secondo loro rappresenta uno Stato che non risponde alla necessità, ai bisogni, alla sofferenza. Non mi metto qua a descrivere cose che tutti ben sappiamo, allora penso che non ci sarà alcun rimedio. Allora, senso del percorso e nodi critici, un po' li ha già espressi il senatore, quindi mi ha facilitato il lavoro. L'attenzione dell'ordine è legata ad un esercizio professionale incisivo, corretto e
Questo ci ha portato già dal 2008, senatore, ad implementare un processo di formazione continua che per lo Stato italiano è divenuto obbligatorio per le professioni soltanto nel 2012, e questo penso che non dico altro di quello che mi ero scritto, perché penso che sia già abbastanza significativo. Io dico, paradossalmente, di tutte le cose che sono indicate in questo decreto, scusate, disegno di legge, quella che emerge come più critica è quella relativa alla formazione alla professione. Dico paradossalmente perché non dovrebbe essere l'interesse primario di un Consiglio nazionale dell'ordine in far intervenire, in mettere tanta energia, tante necessità di interlocuzione con le sedi formative, col MIUR, col governo, anche attraverso questo disegno di legge che è stato presentato in Parlamento, sulle questioni della formazione alla professione. Se ci pensate, in fondo, pensate ad altri ordini professionali, certo non è priorità dei commercialisti piuttosto che dei farmacisti questa attenzione alla formazione. Ci sarà un motivo, e motivi ce ne sono, perché purtroppo in questo percorso di riforme degli anni 2000 siamo arrivati ad un punto, e lo tratto adesso, poi così scivolo via sull'analisi degli articoli del disegno di legge, ci troviamo in una situazione in cui la formazione in servizio sociale vede al termine del quinquennio la possibilità di sostenere l'esame di Stato e di iscriversi all'ordine a laureati che non hanno mai sostenuto un esame, arrivo all'eccesso perché fortunatamente non è così dappertutto e non sono tantissime queste situazioni, ma non ha mai sostenuto un esame di metodi e tecniche del servizio sociale, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché con l'ultimo dei decreti dell'allora ministro Gelmini non c'è più questo collegamento dei 180 crediti della triennale con i 120 crediti della magistrale, che con la laurea specialistica permaneva, nel senso che chi arrivava alla specialistica dalla triennale in servizio sociale precedente comunque in qualche modo, in modo più soft o meno a seconda dell'interesse alla formazione in servizio sociale nei diversi atenei, comunque c'era un recupero di insegnamenti di servizio sociale, e questo ormai va esclusivamente alla sensibilità dei diversi atenei. Alcuni atenei, devo dire, sono sensibili, per cui prevedono che comunque rispetto all'accesso alla nostra magistrale ci siano comunque una sorta di quelli che non si possono più chiamare debiti, perché i debiti formativi non sono più previsti, però in altri invece così non è. E questo è uno dei motivi, uno dei nodi critici di cui mi permetterò di dire ancora due parole in avanti. In pratica questo disegno di legge che è adesso in discussione alle commissioni del Senato, e comunque anche quello, il 550 che è alla Camera, nascono dall'attenzione delle forze politiche rispetto a quelle che sono state istanze della professione da molto tempo. Io mi sono portata dietro un verbale di una conferenza dei presidenti del 30 di ottobre 2010, dove, se andiamo a vedere, vado velocissimamente, le posizioni professionali non sono, questo lo dicono i consigli regionali dell'ordine insieme al nazionale, non sono rispettose dei percorsi formativi che le ricopre, nella gestione dei casi complessi non c'è, la formazione universitaria non prepara a sufficienza, la qualità della formazione, insomma tutta una serie di questioni che hanno portato alla fine della scorsa legislatura, quando in costanza dell'emanazione del decreto del 2011 che riguardava
tutte le professioni, chiaramente, non solo quella dell'assistente sociale, noi ci troviamo nella situazione di vederci che le professioni intellettuali, veder sancito in questa disposizione che le professioni intellettuali devono avere nel percorso universitario un tirocinio di 18 mesi, di cui 6 mesi, quello che diceva lei, senatore, di cui 6 mesi eventualmente comunque all'interno del percorso e l'altro anno al di fuori, cosa che per noi è assurda. Noi abbiamo una tradizione risalente di tirocinio che altri hanno poi mutuato dal nostro, che è un tirocinio formativo, che è un tirocinio valido, che cerchiamo di tenere in piedi. Dico cerchiamo perché poi quelli che lo tengono in piedi sono gli assistenti sociali, che quasi gratuitamente e in alcune atenei del tutto gratuitamente se ne occupano come tutor di ateneo e anche molti di noi come tutor aziendali, e per noi questo insieme più di altre cose, le altre cose potevano essere problematiche, ma ci siamo messi in corsa e abbiamo adempiuto a tutto quello che poi è diventata la disposizione definitiva del 2012, però per noi questa è una cosa che non poteva stare assolutamente, per cui anche lì nell'ambito della sensibilizzazione che abbiamo effettuato, io ebbi occasione di segnalare queste questioni all'onorevole Cassinelli dell'allora Forza Italia, perché adesso poi anche vabbè, cambiano anche i nomi dei partiti, tra l'altro poi lui non è stato poi neanche rieletto, presentò alla Camera un disegno di legge che teneva conto di queste questioni. Poi chiaramente i disegni, non tanto i desiderata, perché forse non è il termine che rende meglio, ma diciamo le preoccupazioni, le istanze, i ragionamenti della professione chiaramente vengono recepiti come i politici ritengono, per cui anche per noi ci sono delle forti criticità in questo disegno di legge, l'abbiamo fatto presente in audizione anche incontrando singoli senatori. Questo è uno degli elementi che sicuramente va rivisto e rispetto al quale lei, senatore, anzi io davanti a questa assemblea le chiedo di presentare un emendamento molto chiaro e gliene saremo davvero molto grati, insieme ad altri che poi vorremmo vedere, perché il senso del tirocinio in servizio sociale sta dentro. E quindi qui cade una delle altre questioni pretestuose, perché devo dire, su questa questione ci sono stati dei passaggi diciamo anche un po' amari, devo dire. Per esempio l'Associazione Italiana di Sociologia, peraltro io sono anche iscritta, è uscita fuori con una lettera aperta che insomma io si chiedeva un incontro, io ho dato la massima disponibilità per poterci incontrare, perché penso sia importante, così come ho incontrato i coordinatori della conferenza dei presidenti di corso, e sarei molto contenta di poter incontrare in un'assemblea tutti i presidenti dei corsi di laurea per chiarire queste questioni che sono davvero pretestuose, perché dire che l'ordine degli assistenti sociali vuole una formazione di 6 anni è del tutto pretestuoso, perché quello che noi intendiamo è un tirocinio all'interno del percorso universitario, in un percorso di 5 anni che ci sembra la via maestra rispetto a quello che noi troviamo nell'esercizio della professione. Oltretutto, senatore, quelle questioni che quello che lei diceva di colleghi di 22 anni che magari, dico io tra parentesi, perché poi insomma la possibilità di accesso al mondo, all'esercizio professionale anche per gli assistenti sociali non è più così semplice, soprattutto tra i giovani colleghi, però è pur vero, perché in una situazione in cui da anni non c'è un'assunzione, da anni ci sono tagli in questo settore, è evidente che chi entra nell'attività professionale, quindi più giovani, si trovano nelle zone più scoperte, che sono le zone di esercizio professionale, ovviamente, che sono quelle più pesanti.
e quindi gli interventi su mandato e tutte questioni di questo tipo. Mi sono lasciata trasportare e ho perso... Qui. Va bene, va bene. Mi avete aiutata, così nel frattempo mi sono rassettata, vi ringrazio. Allora, per quanto riguarda il disegno, ve l'ha presentato molto chiaramente il senatore. Quindi l'obiettivo è quello di cercare insomma, negli intenti di chi l'ha presentato e anche nell'ambito di ciò che è stato detto nelle discussioni che ne sono seguite, è quello di cercare di enucleare quelli che sono gli elementi di contraddizione e logicità, e che sono quelli che normalmente accadono quando ci sono delle stratificazioni normative. Ancor più teniamo conto che per quanto riguarda la nostra professione, come ha già detto prima il senatore Dalla Zuanna, noi abbiamo una legge del 93, e poi va bene la legge del 119, quella sul segreto professionale rinforzato, che era, insomma, è successiva, e quindi il fatto di avere questi regolamenti più che questi dispositivi di legge certo non ha facilitato, insomma. Ecco, allora su alcuni passaggi, come al solito, siamo stati più realisti del re. Nel 2012 è uscita la legge, che, insomma, le disposizioni che hanno riformato tutte le professioni, ripeto, non è che noi ce le andiamo a cercare le cose, ma insomma sono quelle che riguardano tutti, e per tutta la parte che riguarda le richieste, le indicazioni che ci sono in questo dispositivo, il Consiglio dell'Ordine in pratica già adempiute, siamo arrivati al termine del percorso. Allora, vado sui punti che ha citato anche lei, la questione della libera professione. È un ambito, io insomma qualche anno fa, quando ho iniziato la mia avventura in Consiglio nazionale, lo so che lo dico sempre, per cui chi è già stato con me come convegno, insomma questa area della libera professione, diciamo che era anche all'interno del Consiglio nazionale di allora, meno diciamo non così di grande interesse da parte dei colleghi, perché le commissioni, come dire, pesanti, e alle cui presidenze ambivano anche i colleghi, erano quella formazione, politiche sociali, eccetera, per cui questa commissione sfortunata libera professione capitò poi a me, che in realtà credo fossi allora la più giovane, comunque era appena entrata, ed è stata un'avventura appassionante che ho percorso anche con alcuni di voi che ho visto in sala in quegli anni, e che adesso non può che essere di nuovo all'attenzione molto forte del Consiglio nazionale. Così è, ed è per questo che abbiamo insomma ripristinato la commissione lavoro, che era come dire, è stata inserita poi nella più ampia Commissione Politiche Sociali. Nello specifico la legge insomma determina la possibilità, che sarebbe molto importante per uno sviluppo della libera professione, certo non una condizione sine qua non, perché qua non lo apro neanche il discorso sulla libera professione, però certo è che come ho avuto occasione di dire nell'ambito dell'audizione che abbiamo avuto, se per esempio per quanto riguarda le perizie in tribunale c'è la possibilità per uno psichiatra piuttosto che uno psicologo di poter poi applicare ormai le tariffe non esistono più, ma comunque chiedere un emolumento che ha addirittura un'esenzione IVA, comunque un'IVA molto bassa, noi al momento non possiamo avvalerci di questa possibilità, quindi un pochino, ecco. Per quanto riguarda i parametri per la liquidazione dei compensi previsti nel disposto del 2012, noi ci siamo adeguati, e mi preme dire anche una cosa che apre un capitolo più, come dire, più sensibile di questo disegno di legge,
quella lunga elencazione di cui lei ci ha detto rispetto alle competenze professionali, altro non è, come lei sa, senatore, ma colgo l'occasione per dirlo, la trasposizione in questo disegno di legge di quelle che sono le indicazioni inerenti agli ambiti di esercizio professionale che sono presenti nei parametri per la liquidazione dei compensi. Sapete che l'Italia, che con molta fatica si adegua, ma neanche troppo, alle disposizioni dell'Unione Europea, ha obtorto collo, perché chiaramente professioni che diciamo hanno una storia ed esperienze diverse dalla nostra non è che fossero così entusiasti, comunque ci si è dotati come ordine, insomma, di questi, c'è questo regolamento recante integrazione al decreto del Ministero 20 luglio 2012, che è quello che vi dicevo di riforma delle professioni, e dunque diciamo che sono stati approvati questi parametri che riguardano l'esercizio professionale, che sono i compensi applicabili quando si esercita appunto la libera professione. Ci siamo adeguati per quanto riguarda la designazione dei componenti dei consigli regionali di disciplina. Anche come Consiglio nazionale abbiamo provveduto, lo accennavo adesso alla collega Povero, nella scorsa seduta di Consiglio di venerdì e sabato scorsi, per cui abbiamo anche il Consiglio nazionale di disciplina, i regionali già si sono attivati, non sto a parlare del regolamento della formazione continua. Tutti questi regolamenti li troverete sul bollettino del Ministero della Giustizia in uscita il 30 di aprile, però sono già tutti effettivamente in vigore, perché sono in vigore dalla data in cui il Consiglio nazionale li ha approvati. Comunque li troverete anche su questo organo. Allora, sono già andata oltre, ecco, quindi solo questa battuta sulla questione delle competenze esclusive. Vivaddio, ciascuno di noi sa che se parliamo di, che ne so, di mediazione penale, certo che non è una competenza esclusiva degli assistenti sociali. Alla mediazione penale si preparano avvocati, psicologi, anche assistenti sociali, anche tante altre professioni. Questo per citare una cosa, quindi questo è evidente. Per cui anche su questo, senatore, le chiedo un impegno per poter predisporre un emendamento che chiarisca questa questione che tanto scalpore ha suscitato, in modo da che si possa dirimere qualsiasi dubbio. Le alternative, guardi, io sono una persona piuttosto diretta, non so se si è capito, perché guardi, se chi ha presentato il progetto di legge, invece di inserire quella declaratoria, avesse inserito un riferimento al parametro dei compensi e adesso non mi ricordo, ma comunque c'è un altro disposto normativo dove ci sono elencate delle competenze professionali, soltanto citandoli con i numeri, non sarebbe successo tutto questo pandemonio. Ecco, invece con questo tipo di declaratoria, ovviamente vedendo termine esclusivo, come dice, che ne so, un metodologo della ricerca sociale dice e che caspita, adesso io non posso più indagare sui fenomeni che riguardano il servizio sociale, ma ci mancherebbe, meno male, anzi tra tutti ci diamo una mano. Ecco, quindi spero anche su questo di essere stata chiara e le chiedo noi tecnicamente possiamo interloquire quanto volete, però poi è la politica che è su questi pezzi, quindi sono già andata oltre. Vabbè, guardate, sulla questione del 3+2, senatore, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, sa perché? Tanto per essere proprio, vado con l'accetta. Ah, scusate, perché parla il senatore, perché... Combo qua dietro. No, perché voglio dire, gli emendamenti non li possiamo certo presentare noi, ecco, in questo senso. Dicevo, la questione del 3+2, allora, non è la stessa cosa del 5, perché
pur vero che per esempio sono stati citati gli psicologi, loro hanno questo tecnico eccetera sui 3 anni, e poi comunque la blindatura al corso, diciamo il corso triennale, che è l'unica possibilità per passare sulla magistrale, poi poter avere accesso a sostenere l'esame di Stato e poi iscriversi all'ordine. Allora, voglio dire, ci può anche stare, anzi le dirò, guardi, anche personalmente farò una come si usa adesso, insomma, esatto, era anche la mia idea, però allora, ma noi ci occupiamo di persone, di cittadini, di comunità sociali, ma noi cosa gli andiamo a dire a quei ragazzi che si vanno a laureare una triennale, che sarà una triennale di disoccupati? Ma una cosa onesta questa che il legislatore opererebbe? Ma diciamocele le cose, le lauree triennali purtroppo sono in gran parte dei, come dire, non danno sbocchi professionali. Allora, un laureato triennale in servizio sociale, ma cosa va a fare? Ma io ho avuto recentemente un incontro, no, perché quello, diciamo, la voce che gira è di dire, ah ma no, comunque, perché per il segretariato sociale, no, queste cose qua. Allora io anche, per esempio, sono stata recentemente ad un incontro, ho chiesto, ci siamo incontrati con il, non si chiama coordinatore, si chiama il portavoce del forum del terzo settore, e gli ho posto proprio la questione, no? Ma è lampante che nel momento in cui anche in un terzo settore, quindi non dico un ente pubblico dove insomma questa cosa è evidente, ma ho la necessità comunque di coprire degli ambiti di esercizio professionale che vanno sì da un segretariato professionale, che non è uno sportello, ad un, vabbè, visto che tutti ci tirano addosso sta cosa, ce la diciamo da sola, ad un allontanamento con un 403 di un minorenne. Ma si dotano di 2 figure professionali? Ma quando mai? E allora, no. È la prima volta, ma no, perché su queste cose io quando trovo la disonestà, cioè sinceramente adesso uso un parolone, però quando sento della disonestà intellettuale sulle argomentazioni è una cosa che veramente mal tollero. Poi volentieri sono pronta a ricredermi su tutto, però certo questa non può essere la ragione per cui un quinquennio non è sensato. Devo chiudere? Vai, vi dico solo sui tirocini, no, basta, chiudo. Allora, tutta la parte che riguarda di questo disegno di legge, che riguarda, come ben sa il senatore, la questione dei consigli di disciplina, la questione della formazione permanente, è, come dire, da cancellare, perché sono intervenute successivamente alla presentazione del disegno di legge delle disposizioni normative in base alle quali, come vi dicevo prima, è già stato tutto regolamentato, fatto, per cui questa è una parte che proprio non c'è più. Quindi, senatore, proprio mi dispiace, ecco, però la questione dell'esclusività ce la siamo detta. Sul percorso formativo, insomma, poi per carità, siamo qui oggi perché io sono contenta che ci siano per esempio le università, è fondamentale, perché così ce le diciamo un po' le cose, perché io ad oggi, ma non dico io, perché voglio dire, ma diciamo come Consiglio nazionale, forse di più come consigli regionali, ma non abbiamo avuto una grande possibilità di affrontare un discorso intellettualmente libero e ragionato, perché da parte nostra c'è tutta la disponibilità a capire, comprendere, vedere, però insomma se non ci sono neanche l'occasione, per questo sono molto grata all'Ordine del Veneto che ha creato questa. La questione del rischio professionale, che non c'è, però sarebbe importante che in qualche modo emergesse nel disegno di legge. Sulle norme transitorie trovate voi il sistema, che noi insomma per questo vi eleggiamo, e quindi un sistema lo troverete. C'è ancora questa il percorso formativo, c'è la questione che ho detto sul quinquennio, c'è la questione delle docenze e la questione del settore scientifico disciplinare. Anche qui, se il MIUR
cioè, trovate un sistema perché un docente di servizio sociale è evidente che non può esercitare la professione minimo 36 ore e pensare di dedicare chissà quali ore della notte a prepararsi per le lezioni, a fare ricerca. È evidente, è chiaro che deve essere qualcuno della professione, ma penso che sia altrettanto chiaro che non può essere qualcuno che esercita la professione come stiamo, perché ci sono anch'io, ancora per poco, perché insomma quest'anno che mi si prospetta impegnativo sotto altri punti di vista, perché insomma anche in questo caso non prendiamo in giro gli studenti. Gli studenti hanno diritto ad avere professori che riescono ad avere modo di guardarsi i libri di testo e di non avere dei libri di testo del 1400, ma poi magari rimangono quelli perché sono ottimi, però voglio dire in modo ragionato, hanno diritto a docenti che fanno ricerca, che ragionano, che si incontrano, che non devono chiedere ferie per andare a un simposio di ricerca di servizio sociale. Basta. Io su questo dico troviamo il modo. Davvero, mettiamoci insieme per trovarlo. Mi scuso con tutti se mi sono lasciata un po' prendere, ma insomma il mio tono è perché ho voglia di capire dai colleghi, ho voglia di capire dall'Accademia come possiamo andare avanti insieme, perché sono corsi che valgono, una professione che penso valga. Abbiamo strumentalmente utilizzato nel Social Work Day, questa giornata organizzata a Roma, strumentalmente utilizzato il motto dell'attuale Presidente del Consiglio. Noi più che una svolta buona ci terremo che fosse la volta buona, perché abbiamo anche altro di cui occuparci che riguarda le persone. Grazie, scusate se mi sono dilungata. Grazie profondo alla dottoressa Silvana Mordeglia, Presidente dell'Ordine Nazionale, che ci ha chiarito i termini di questo disegno di legge e le questioni a tutt'oggi ancora in discussione, e ci ha garantito il massimo impegno come ha fatto finora. Impegno supportato anche dal Patto per la Professione, qui presenti oggi tutti i rappresentanti associativi e delle categorie, diciamo, il volto della professione, i volti della professione, mi piace chiamarli. Quindi per noi adesso, in ordine alfabetico, l'Associazione Nazionale Assistenti Sociali ASNAS, Graziella Povero. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Io leggerò così sarò più veloce, anche se ritengo che le ultime parole del Presidente nazionale diano un po' l'immagine di quello che è la fatica che come assistenti sociali da anni, ormai da oltre 60 anni, perché l'associazione ha oltre 60 anni, stiamo portando avanti sempre sugli stessi temi. Ho voluto che venisse proiettata questa slide perché è il primo congresso nazionale dell'associazione nel 48, dove comunque già il titolo richiama tutti quelli che sono non solo gli impegni dell'associazione, ma il lavoro che ancora oggi ci ritroviamo a portare avanti con gli impegni che nella raccomandazione che è stata presentata e qui riassunta al termine del congresso si erano affrontati, e di lì in poi si sono continuati sempre a affrontare nei congressi, ma ci ritroviamo oggi con le stesse questioni da affrontare. Molti di voi conosceranno l'ASNAS, però è importante comunque fare un accenno anche alla storia, perché è la storia della professione nostra qui in Italia, e quindi ringrazio anche per questo invito. L'ASNAS è Associazione Nazionale Assistenti Sociali, è sorta nel 1948 a ridosso del convegno di studi sull'assistenza sociale organizzato a Tremezzo nel 1946.
Gli atti, le mozioni elaborate al termine di ogni congresso e i fatti storicamente documentati testimoniano l'impegno e quanto è stato posto in atto dai suoi soci per raggiungere gli obiettivi che si erano posti: il riconoscimento del titolo professionale, l'ordinamento della professione, l'istituzione dell'albo professionale, la formazione universitaria degli assistenti sociali e, al termine dell'ultimo congresso nazionale che si è tenuto a Lecce nel novembre 2010, l'approvazione di una proposta di disegno di legge organica della professione presentata al Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, proposta che è stata condivisa, recepita e posta all'attenzione della comunità professionale con le necessarie integrazioni conseguenti alle recenti norme legislative e che vede oggi tutti gli organismi rappresentativi della professione impegnati per giungere alla sua emanazione. Conoscere quanto posto in essere e quanto ottenuto nel tempo dall'associazione non vuole essere un elogio al suo operato, ma ritengo sia importante per contestualizzare e motivare l'oggi e il domani della professione. L'ASNAS ha rappresentato e rappresenta un grande laboratorio di pensiero, di attività e di azione, di approfondimento della professione e della sua evoluzione, luogo di incontro e dibattito culturale degli assistenti sociali, volto a costruire linee guida dell'operare professionale, linee che costantemente focalizzano l'esigenza di un progetto formativo adeguato ai delicati compiti che lo Stato italiano e oggi la realtà europea hanno ad esse affidato, all'insorgere ed emergere di nuovi e gravi problemi sociali, emarginazione e disagio. In questo momento cruciale per la professione, in cui si richiede una precisa identificazione e un suo maggiore riconoscimento a tutti i livelli di responsabilità nei differenti contesti in cui ci si trova ad operare, una delle criticità che deve essere affrontata e risolta, così come il percorso accademico unico magistrale per l'esercizio della professione, è la definizione del settore scientifico disciplinare autonomo di servizio sociale e l'avere una norma organica della professione. La prima proposta di formazione dell'assistente sociale laureato venne presentata dall'associazione nel 1952, a dimostrazione di quanto venisse ritenuta fondamentale, insieme alla qualità di una formazione specifica e continua ad esserlo ancora oggi, nel momento in cui considera completa la formazione dell'assistente sociale solo al termine del quinquennio. Va sottolineato tuttavia che l'associazione ha dovuto lavorare molti anni, con mobilitazione e manifestazioni anche di piazza, per ottenere col decreto del 14 dell'87 il riconoscimento giuridico del titolo conseguito presso le scuole private, l'abilitazione all'esercizio professionale e la collocazione della formazione di base esclusivamente nella sede universitaria. Il DPR 14 dell'87 riteniamo tuttavia che abbia risposto solo in parte alle richieste formative avanzate, poiché non è stata accolta l'esigenza ampiamente espressa di adeguare anche il livello di contenuto con l'istituzione di corso di laurea in servizio sociale. L'ASNAS ha sempre evidenziato e sostenuto nel tempo le particolarità della formazione degli assistenti sociali, poiché essa è stata sempre caratterizzata da elementi didattici innovativi, atti ad assicurare una formazione professionalizzante, cioè una metodologia didattica che vede lo studente in posizione attiva e partecipante, basata su seminari, lavori di gruppo, ricerche guidate sul disagio sociale, sul tirocinio, su elaborati di documentazioni riflessive anche nel confronto interprofessionale, nonché internazionale. Ricordo che l'associazione è dal 1948 componente della Federazione Internazionale delle Associazioni Assistenti Sociali dei vari paesi del mondo, avendo quindi una posizione che le facilita il confronto e gli scambi culturali a livello internazionale. Il valore etico e deontologico della professione è anche sempre stato al centro e all'attenzione degli assistenti sociali ed è verso la fine degli anni '80 che, avendo sentito il bisogno di ritornare alle radici del servizio sociale, riprendendo con forte impegno la riscoperta dei suoi valori e dei suoi principi fondanti,
Un gruppo di assistenti sociali aderenti all'associazione si è impegnato in un lavoro di studio e di approfondimento in tale ambito, lavoro che ha portato all'approvazione del primo codice deontologico italiano dell'assistente sociale al termine del congresso svoltosi a Chianciano nel 92. La presenza di un codice deontologico ha segnato quindi un'altra tappa storica importante per gli assistenti sociali, in quanto ha consentito di ottenere nel 93 l'istituzione dell'ordine professionale con l'emanazione della legge 84, concretizzatosi nel 84 del 93, concretizzatosi nel 94 con l'emanazione del regolamento attuativo, il DPR 615. Dal 1990, con la nascita del sindacato unitario assistenti sociali SUNAS, di cui è presente un rappresentante, fondato da ex soci dell'ASNAS, e nel 93 dell'ordine professionale, i luoghi di discussione sulla professione si sono ampliati, ma il dibattito interno all'associazione è proseguito, stimolando e promuovendo la cultura della professione e la sua peculiarità a vari livelli istituzionali e non, interni ed esterni alla professione, e insieme alle altre rappresentanze della professione ha contribuito a incidere nelle politiche sociali e formative quali la legge quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'istituzione del corso di laurea e laurea specialistica magistrale in servizio sociale e successivamente la riforma universitaria. Il dibattito in sede di costruzione della riforma universitaria, nella definizione delle classi di laurea e laurea specialistica per il servizio sociale, è stato all'epoca molto acceso tra i sostenitori di un percorso formativo proiettato ai criteri europei, individuati nelle direttive indicate dal processo di Bologna, quindi coi 2 livelli di formazione, il decreto 509 del 99. Ritengo importante sottolineare, e i documenti agli atti del Consiglio nazionale delle varie organizzazioni lo testimoniano, come anche allora fosse forte da parte dell'ASNAS la volontà di addivenire a un percorso formativo specifico di 5 anni o ai 2 livelli di formazione vincolati tra loro. A conferma e a testimonianza di quanto sopra esposto, rispetto alla nostra storia, e con nostra mi riferisco non solo alla storia dell'associazione, ma anche a quella dei professionisti assistenti sociali, mi è sembrato interessante porre all'attenzione il tema trattato nel primo congresso dell'associazione nel 1948. Quindi il titolo era appunto la posizione attuale e responsabilità dell'assistente sociale nell'esercizio e nell'affermazione della professione. Tema... Grazie. Tema oggi nuovamente di grande attualità, quell'impegno che non solo nel tempo si è assunta, ma oggi sta portando avanti l'associazione insieme agli organismi rappresentativi presenti al tavolo per la professione, istituito presso il CNOAS e qui rappresentati, insieme oggi impegnati affinché la professione venga finalmente normata da una legge organica. Concludo invitandovi a leggere le slide che riportano stralci delle raccomandazioni e anche le raccomandazioni, se vi capita, che raccolgono tutto quello che è stato il lavoro portato avanti dagli assistenti sociali in oltre 60 anni. Riflessioni che deve impegnare oggi ogni assistente sociale, quella dell'oggi e quella del futuro, che deve avere un'alta e qualificata formazione, ma che deve avere molto chiara la propria identità. Questo secondo me è un nodo, quello di riconoscere e avere chiara la propria identità. Il tema delle professioni sociali è divenuto in questi ultimi anni oggetto di numerosi dibattiti e ricerche nazionali e internazionali, in quanto si sta rilevando sempre più necessario e urgente definire chiaramente i profili, le competenze e i percorsi formativi di operatori e professionisti del lavoro sociale. Professionisti che costituiscono l'elemento chiave per l'attivazione e il funzionamento di un sistema di welfare in continuo movimento trasformativo. Ruolo del professionista assistente sociale che è cambiato nel tempo, correndo attualmente il rischio di una deprofessionalizzazione per la necessità di adattarsi a una logica organizzativa non sempre conciliabile con la propria mission. Per contro, occorre rilevare come vi sia oggi una maggiore presa d'atto del ruolo che hanno assunto gli assistenti sociali nei servizi.
Il servizio sociale, nel suo processo di crescita e di legittimazione, non può comunque rinunciare a confrontarsi con la dimensione scientifica. L'esigenza di porsi come una pratica professionale i cui contenuti siano riconducibili, trasmissibili e sottoponibili a verifica. Tutto ciò rimane un imperativo per la professione e per la disciplina, per l'etica che ne consegue. Il servizio sociale italiano in questi ultimi decenni ha sviluppato un percorso significativo e consistente in questa direzione, incamminandosi verso un processo di approfondimento, di analisi critica e di studio delle sue basi teoriche, dei suoi aspetti metodologici, dei suoi strumenti operativi. Assistenti sociali, quindi consapevoli non solo della propria professionalità, ma anche del suo essere e dover essere protagonisti delle politiche sociali. Ci viene ricordato, l'assistente sociale nella quotidianità del suo operare deve ascoltare, capire e comunicare, costruire un'attenzione alla storia, ai bisogni e ai contesti della persona e del contesto sociale in cui vive. Il sociale deve interrogarsi, deve entrare in contraddizione, deve costruire e vivere delle tensioni, deve cogliere che esistono dei conflitti che vanno governati, non eliminati, essendo il sociale di per sé già conflittivo. Un sociale che si interroga è un sociale che costruisce reti, servizi, che riesce a spendere parte delle sue risorse per dare risposte intelligenti, produttive, non inerte ai membri di questa società che non ce la fanno, perché non possono o non vogliono. Costruire una comunità che riesce a parlarsi è questo il problema più grosso, non tanto e solo le risorse economiche. Quanto detto ora, che sembra molto ovvio, mi ha richiamato allo specifico della professione e mi ha sollecitato a leggerlo in funzione di quanto su di noi e per la comunità professionale dobbiamo impegnarci. Non solo i cittadini che si rivolgono a noi, ma anche i professionisti e assistenti sociali, ieri come oggi, hanno bisogno di ascoltare e di essere ascoltati. Hanno bisogno di fare comunità di pensiero e non solo di azione, per passare ad azioni consapevoli e condivise, per fare e creare reti, per esprimere le proprie potenzialità e professionalità, per essere riconosciuti, per creare e risolvere conflitti al proprio interno, per affrontare quelli esterni. Assistenti sociali professionisti, parte consapevole e attiva di una comunità professionale. Grazie. Grazie a Graziella Povero dell'Associazione Nazionale Assistenti Sociali. Parte dell'intervento è anche presente nelle cartelline. Ora per noi abbiamo la professoressa Maria Stefani della SOSTOS, Società per la Storia del Servizio Sociale. Grazie dell'invito. La Società per la Storia del Servizio Sociale è una piccola società che cerca di raccogliere il materiale che nel tempo è stato prodotto e di interessare anche altri ambiti alla nostra storia. L'intervento che mi ha preceduto mi ha tolto una parte delle indicazioni, nel senso che è stata ripercorsa la storia dell'Associazione Nazionale, che chiaramente è un pezzo della storia della nostra professione. Credo che siamo tutti abbastanza convinti di un vecchio adagio che dice conoscere il passato per capire il presente e progettare il futuro. Allora, qual è il nostro passato? A me piace dire che l'assistenza è nata con l'uomo, perché il neonato ha bisogno di essere assistito, se no non ce la fa. Quindi tutta la storia dell'umanità ha avuto questa dimensione, che nel tempo si è estremamente modificata. Adesso non facciamo la storia dei millenni, però chiaramente un'attenzione dell'uomo all'altro c'è sempre stata e si è espressa e modificata a seconda della cultura del momento, a seconda delle politiche sociali. La storia del servizio sociale italiano ha un elemento fondante, che è già stato ricordato, che è il convegno di Tremezzo del 1946, in cui a cui hanno partecipato
persone che poi hanno avuto dei ruoli fondamentali nella costruzione della professione in Italia e persone che invece si sono occupate d'altro, ed è stato vissuto come uno strumento di diffusione della democrazia, di riscoperta. L'assistenza sociale è una diversa forma di esercizio e di creazione della democrazia, cioè dell'attitudine degli uomini a risolvere da sé i propri problemi, a conquistare in un'armonia collettiva più larghe opportunità di vita e migliori opportunità di azioni. Questa è la base della costruzione del servizio sociale italiano, che è partito da una situazione di paese distrutto, di tradizione assistenziale che c'era ma estremamente verticistica e assolutamente non partecipata, che gradualmente ha superato, attraverso l'inserimento degli assistenti sociali negli enti nazionali, attraverso l'istituzione di organismi collegati all'edilizia pubblica, di attività di lavoro di comunità, ha elaborato via via anche sapere organizzato. Mi pare molto importante quello che è stato sottolineato dal senatore Della Giovanna, che la professione è nata sull'analisi dei bisogni per come venivano espressi e su come costruire la risposta più adeguata. Credo che questa dimensione, in una società diventata molto più complessa e che sarà sempre più difficile da gestire perché multiculturale, perché con spinte diverse all'interno, debba mantenere questa grossa attenzione a una risposta dei bisogni articolata, innovativa, originale. Credo che tutto il discorso anche di questa esigenza di formazione più lunga, più approfondita, derivi proprio dal recuperare questa dimensione di creatività che la professione deve avere. Credo che la mia generazione debba fare anche un po' di autocritica rispetto all'entusiasmo che abbiamo avuto per il DPR 616, per la soppressione degli enti nazionali e l'attribuzione delle competenze agli enti locali, che credo rimanga un valore. Credo importante l'idea dei servizi sociali per tutti, dell'assistenza sanitaria che diretta al cittadino e non a diverse categorie. Credo però che la professione in quella fase abbia probabilmente sottovalutato anche dei grossi rischi che c'erano nell'essere inserita in organizzazioni estremamente burocratiche. La burocrazia è una dimensione importante per la tutela del cittadino, e però dobbiamo riuscire a viverla in maniera di nuovo creativa, direi, in maniera che non standardizzi le risposte. Quello che abbiamo cercato di combattere erano degli enti che avevano delle risposte standardizzate a livello nazionale, adesso ci troviamo in alcune situazioni con risposte standardizzate a bisogni che non sono uguali. Allora il recupero di questa attenzione a situazioni diverse, o comunque a quanto le persone che hanno bisogno di aiuto hanno risorse proprie diverse, è un'attenzione che non dobbiamo mai, a cui non dobbiamo mai non dare sufficiente attenzione, direi. Credo che ripercorrere la storia del servizio sociale, ripercorrere anche le grosse conquiste che sono state fatte,
partivamo da una situazione di deprivazione materiale, ma anche di risposte estremamente ghettizzanti. C'era in fondo ancora un'idea che l'assistenza dovesse proteggere la società sana dai diversi, che comunque dovevano trovare soluzioni istituzionali. Credo che la conquista della comunità che accoglie tutti, gli handicappati nella scuola, le persone con disagio mentale in famiglia, siano conquiste estremamente importanti e che dimostrano quanto la professione ha dato un contributo a un progresso civile. Chiaramente la professione riesce a esprimere il meglio se ci sono politiche sociali valide, se ci sono politiche sociali che interpretano quelle che sono le acquisizioni migliori delle possibilità di rispondere ai bisogni. Siamo in una fase estremamente difficile, non solo per la crisi economica e per i tagli, ma anche per una cultura estremamente poco attenta e disponibile alla solidarietà collettiva. Siamo, perlomeno io vengo da Roma, dove la situazione dei municipi è estremamente carente rispetto agli organici, con una rincorsa alla esternalizzazione dei servizi che per la mia generazione, per la storia che abbiamo avuto, sembra una grossa perdita. Probabilmente bisognerà trovare il modo di nuovi collegamenti tra la politica locale e l'esperienza dei servizi, perché di fatto è stata molto difficile. Probabilmente in centri più piccoli o comunque con amministratori più attenti è meno drammatica la situazione. Però pertanto credo che sia estremamente importante che ci sia una legge che riorganizza tutto il settore, anche se è necessario che la legge interpreti quello che nella collettività è presente. Le leggi devono fare sintesi di esigenze che sono già presenti e devono avere, in questo caso noi, la professione, capacità di utilizzo e di espressione al meglio dei contenuti. Credo che ragionare adesso e perfezionare i vari passaggi sia una responsabilità grossa della professione, e credo che sia probabilmente una nuova tappa rispetto alla storia del servizio sociale. Grazie. Grazie a Maria Stefani della Sostos. Ora abbiamo il vicepresidente del SUNAS, Sindacato Unico Nazionale degli Assistenti Sociali, Domenico Pellitta. Buongiorno a tutti. Anch'io leggerò il mio testo, così sarò meno dispersivo e occuperò meno tempo, visto che siamo un pochino in ritardo. Intanto, a nome di tutto il sindacato SUNAS, Sindacato Unitario degli Assistenti Sociali, e del segretario generale che mi ha delegato, ringrazio l'Ordine del Veneto e porgo il saluto a tutti i partecipanti. Come sindacato abbiamo aderito di buon grado all'invito rivoltoci di partecipare all'evento di oggi, di questa giornata. Diciamo che fa seguito ad altre iniziative che già ci sono state nel recente passato. Meno di un mese fa abbiamo celebrato a Roma la Giornata Mondiale del Servizio Sociale, e in quella occasione abbiamo avuto modo di sostenere l'importanza dell'approvazione del disegno di legge 660 sulla disciplina della professione di assistente sociale, attualmente in discussione al Senato, al fine di riordinare la professione alla luce della sua evoluzione sul piano giuridico, normativo ed accademico, come passaggio obbligato per proiettare nel futuro la professione e ridare il vigore necessario per riconquistare un ruolo di primo piano nella realtà dei servizi e delle politiche sociali, capace di incidere maggiormente con le proprie analisi e le proposte originali nei processi in atto,
fontati sull'equità e sulla giustizia sociale, finalizzata al ripristino di una scala di valori etici e professionali da riversare nelle scelte e negli indirizzi della politica sociale del Paese. Come sindacato da sempre rivolgiamo il nostro impegno, oltre che alla tutela degli assistenti sociali e alla promozione della professione, anche alla promozione di politiche e servizi sociali e di politiche attive del lavoro, allo sviluppo sociale, alla promozione e difesa dei diritti dei lavoratori e dei cittadini tutti, specie di quelli più fragili. Siamo consapevoli della grave crisi economica che drammaticamente coinvolge il nostro Paese e quotidianamente siamo testimoni diretti dei gravi effetti che ha prodotto e continua a produrre sul piano sociale, nella vita delle persone e delle comunità. Ma proprio perché c'è la crisi riteniamo che chi oggi ha la responsabilità politica e di governo debba attuare una chiara inversione nelle scelte più immediate e più significative. Riteniamo necessario che si interrompa la logica dei tagli indiscriminati e lineari della spesa pubblica, in particolare la drastica riduzione delle risorse destinate alla spesa sociale, che continua a provocare una ricaduta pesante e negativa su larghe fasce della popolazione. Riteniamo che non si continui nel progressivo smantellamento del sistema di welfare e dei diritti sociali cui abbiamo assistito negli ultimi anni e che ha provocato un aumento della condizione di povertà, di bisogno e di disagio. Che si vada al superamento, chiediamo che si vada al superamento di un welfare risarcitorio che si limita cioè a risarcire bisogni predefiniti, connotati dalla frammentazione e soprattutto fondato sulla divisione delle responsabilità tra una pluralità di soggetti non coordinati tra loro e in cui i risultati non possono essere mai confrontati per una valutazione del sistema delle risposte. Siamo convinti che sia possibile conciliare le esigenze di risparmio con l'erogazione di servizi e prestazioni efficaci ed efficienti, intervenendo sulla riduzione degli sprechi e sulla riqualificazione della spesa. In particolare per quel che riguarda l'ambito dei servizi sociali e sanitari, riteniamo ci sia bisogno di concreti processi innovativi e di una seria programmazione degli interventi in cui finalmente si definiscano e si realizzino i percorsi di integrazione sociosanitaria di cui tanto si parla ma che poco si realizzano. Il servizio sociale professionale, noi professionisti assistenti sociali, possiamo svolgere una funzione importante e strategica rispetto alle tematiche di promozione, gestione, organizzazione, riorganizzazione dei servizi alla persona. Funzione che va rafforzata con il completamento del percorso di riconoscimento giuridico e normativo già avviato. Questo è l'obiettivo che il Patto per la professione, da noi proposto come SUNAS, intende perseguire attraverso un'azione condivisa, unitaria e ad ampio raggio, fondato su che cosa? Sull'aggiornamento del profilo e dei requisiti di accesso alla professione, di cui già chi mi ha preceduto ha parlato ampiamente, compresi quelli inerenti alla dirigenza sociale, nonché la definizione delle competenze esclusive dell'assistente sociale. La ridefinizione del percorso formativo accademico, in linea con la nuova normativa e con le nuove prospettive relative all'esercizio professionale e aggiungerei il libero professionale. Il riconoscimento di adeguate misure riguardanti il rischio professionale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. La predisposizione di una piattaforma da usare in tutti i comparti che racchiuda i vari temi su cui impegnarsi come sindacato in vista dei rinnovi contrattuali sull'impiego pubblico e privato di cui ultimamente si comincia a parlare ma che ancora non abbiamo visto nel concreto. Insomma, a distanza di oltre 4 anni speriamo che la contrattazione si riapra e ci dia la possibilità di formulare le nostre proposte. Siamo certi che il rafforzamento e una più compiuta definizione del ruolo e della funzione della professione di assistente sociale possa contribuire a rendere ancora più efficaci ed efficienti gli interventi e i servizi rivolti alle persone e alla comunità, in un contesto più ampio di rivalutazione delle politiche sociali che ci piace immaginare come settore strategico, capace di creare le condizioni per avviare il superamento della crisi stessa e quindi di promuovere sviluppo, crescita e benessere, riducendo le condizioni di povertà, di bisogno e di disagio sociale, innescando un processo virtuoso che contribuisca a rimettere in moto anche dal basso la nostra economia.
Vogliamo impegnarci per la creazione di un modello di welfare fondato sui principi di universalità, solidarietà, equità e sviluppo sostenibile, in sostanza quei principi che erano tanto in voga negli anni 70, che hanno prodotto le leggi, che hanno prodotto quelle importanti, la riforma sanitaria prima fra tutte. Vogliamo impegnarci su un uso razionale delle risorse disponibili, secondo criteri di compatibilità e sostenibilità del sistema, prevedendo azioni adeguate di monitoraggio e di valutazione dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari. Se continueremo a lavorare tutti insieme nell'ambito del patto per la professione, siamo sicuri che ce la potremo fare. Questa volta può essere la svolta o la volta buona, come qualcuno dice. Buon lavoro a tutti e grazie. Ringraziamo anche Domenico Pellitta del SUNAS. Ricordiamo che le 4 associazioni qui presenti e il sindacato e 3 associazioni e il sindacato costituiscono il tavolo del patto per la professione, organismo che si è costituito presso il CNOAS, che rappresenta appunto tutte quante i rappresentanti della professione che tutti insieme hanno unito gli intenti a favore del sostegno a questo DDL. Bene, ora ringraziamo tutti i partecipanti di questa mattinata e soprattutto adesso diamo la parola finalmente ai membri, diciamo a un rappresentante dei consigli regionali degli ordini, qui Miriam Tottis per l'Ordine del Friuli. Buongiorno a tutti, porto il saluto dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia e ringrazio anche i colleghi, alcuni colleghi che sono venuti proprio dalla nostra regione sin qui per ascoltare questo importante convegno rispetto anche ai contenuti che esso propone, quindi anche come opportunità che abbiamo di riflessione. Allora, praticamente hanno già detto tutti gli altri, quindi per me andrò abbastanza veloce, insomma, stringo. Allora, cominciamo con una bella strada. Abbiamo fatto tanti percorsi in questa strada. Qui vedete, oggi sono state accennate tutte le normative, chi volesse, insomma, le ho scritte tutte, o quasi tutte. Mi scuso, il codice deontologico l'ho messo l'ultima stesura, non la prima, no? Però anche per arrivare al DDL 660, che secondo me dovrebbe essere una conquista, visto che dovrebbe mettere a posto tutta questa normativa che in qualche modo ci accompagna nella nostra professione. Gli aspetti qualificanti in qualche modo sono già stati definiti, quindi intanto un testo unico sulla professione, una formazione a ciclo unico, quindi importante proprio per dare la giusta esperienza, la giusta formazione a chi deve lavorare in un sistema sociale sempre più complesso e certamente sempre più difficoltoso da affrontare, da fronteggiare, tenuto conto anche, come è stato già detto in precedenza, del clima anche culturale in cui ci troviamo. Quindi prendersi cura delle persone è diventato più difficile e quindi nella borsa degli attrezzi dobbiamo avere più strumenti per poter poi fare bene il nostro lavoro. Quindi un'attenzione anche alle attività professionali, no? Il lungo elenco per me in realtà è una bella cosa, perché finalmente dà una visibilità di quello che fa l'assistente sociale, quindi non solo porta via i bambini, ma fa tantissime altre cose e quindi ritengo che questa descrizione, che qualche altra professione magari l'ha avuta male, quindi cerchiamo anche di trovare magari un emendamento che possa andare bene, però finalmente c'è tutto quello che noi facciamo e penso che questo è importante per dare la giusta visibilità alla nostra professione. Il rilievo alla libera professione, il tirocinio, la formazione permanente, l'assicurazione obbligatoria. Ci sono alcuni aspetti da accompagnare e armonizzare che sono già stati detti. Il tirocinio formativo di cui hanno parlato sia il senatore che la presidente del CNOAS, quindi il modo da armonizzare, cioè noi riteniamo che
è importante fare formazione, tirocinio professionale durante il percorso formativo, proprio perché si impara strada facendo. Questo è un lavoro importante, stare con le persone, imparare a relazionarsi con le persone non è una cosa semplice, soprattutto di fronte a problemi pratici, perché è vero, noi ci troviamo a dover rispondere subito, no? Io la prima volta che sono andata a lavorare mi sono trovata in un quartiere popolare dove da mesi non c'era l'assistente sociale e ho avuto la coda di persone, penso, dalle 9 del mattino fino all'1. Era il mio primo giorno di lavoro. Potete immaginare come ci si approccia. Dobbiamo per questo avere una borsa degli attrezzi che in qualche modo ci dia la possibilità di lavorare bene. Ecco. Poi c'è la nomina dei consigli di disciplina, che c'è la differenza rispetto al regolamento che in qualche modo abbiamo già fatto. L'assicurazione obbligatoria, c'è una parte di colleghi che si interessa e sta dicendo ma ci deve essere anche qualcosa per i dipendenti pubblici, ad esempio, quindi queste sono solo delle annotazioni che pongo così alla vostra attenzione. Ma io ho voluto andare un po' oltre rispetto al compito che mi è stato assegnato, perché immaginavo, essendo l'ultima, che tutti avevano già detto qualcosa in proposito. Allora ho pensato qual è il compito che aspetta ai CROAS rispetto al disegno di legge. E abbiamo visto che ci sono alcuni compiti che il disegno di legge affida proprio ai CROAS. E ovviamente il delicato compito del tirocinio, dove il CROAS ha un compito di vigilare sul corretto esercizio del tirocinio e della qualità della supervisione. Questo vuol dire che attraverso poi la formazione continua dobbiamo creare dei buoni supervisori per far fare un buon tirocinio agli allievi. Dobbiamo tenere l'albo, no? Degli assistenti sociali. Dobbiamo organizzare, fare sì che il CROAS abbia il suo funzionamento e che ci sia la possibilità quindi poi di la diversificazione tra la parte così diciamo di politica amministrativa che può avere un CROAS rispetto alla parte invece definita dal Consiglio regionale di disciplina. La formazione permanente, che è uno dei nostri compiti, l'assicurazione in quanto siamo tenutari poi dell'informazione, no? E poi appunto nelle norme finali ancora una volta c'è questo discorso che il CROAS dovrebbe avere cura dell'albo degli assistenti sociali. Quindi mi pare che come compiti e quindi come quello che ci aspetta in futuro sia, non dico proprio uguale a quello di adesso, perché io sono stata, diciamo così, fortunata che ho partecipato al primo consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia come consigliere. All'epoca dovevamo trovare la sede, c'erano tantissimi altri problemi che un consiglio regionale doveva affrontare. Oggi stiamo lavorando sulla formazione continua, adesso sul collegio di disciplina, cioè le materie di lavoro e le convenzioni con l'università sono talmente tante che io dico ogni tanto forse un tempo pieno sarebbe utile, no? A lavorare nel CROAS. Allora mi è venuto in mente come possiamo immaginarci. Allora ho detto il CROAS potrebbe essere considerato come un carpooling. Che cos'è un carpooling? La parola carpooling deriva dall'inglese car e pool, associare. Il significato più accreditato di questo termine è l'associazione di persone che si mettono insieme per fare un viaggio a bordo di un'auto privata di proprietà di uno dei componenti del gruppo. Tale modalità di trasporto è soprattutto diffusa tra i lavoratori e gli studenti. La metafora ci sta perfettamente. Quindi possiamo immaginare i CROAS come l'auto messa a disposizione dalla comunità professionale per questo importante viaggio. E allora quali sono le azioni che possiamo compiere? Intanto sensibilizzare e informare gli iscritti.
cito Anna Maria Campanini, scusa, per questa cosa che ritengo molto importante. Vedo in questo momento l'urgenza irrinunciabile di svegliare le coscienze dei colleghi, di costruire una massa critica di pensiero e di azioni rispetto alle politiche sociali, alle modalità operative che configuri, come all'estero ci viene suggerito, una dimensione di policy practice, che onestamente nel nostro paese è totalmente disattesa, e io penso che dobbiamo come CROAS lavorare proprio per questo. Questi sono degli esempi che ho tratto dai siti dei colleghi, quindi c'è dentro la Puglia, c'è dentro la Toscana, che da poco ha fatto anche un convegno sul tema proprio del DDL 660. Bisogna dare informazione il più possibile, e quindi anche i CROAS devono in questo modo attivarsi per far sì che tutti gli iscritti possano in qualche modo essere compartecipi, fare questa strada assieme a noi. Un'altra cosa sono la sensibilizzazione dei politici. Oggi qui abbiamo una rappresentanza, no? Ecco, molto importante, ma ad esempio è stato quando si è messi in moto per accompagnare questo disegno di legge, diciamo che tutti i CROAS si sono un po' dati da fare per sensibilizzare gli eventuali componenti dell'11ª e 12ª commissione, proprio per creare rete intorno alla legge. Tanto è vero che poi è proprio già stato citato quando abbiamo festeggiato la giornata mondiale del servizio sociale, c'è stata veramente tutta una serie di interventi da parte di politici che hanno in qualche modo appoggiato il nostro disegno di legge. Mi piace, dico nostro. No? Allora, mi piace ricordare quello che è scritto nella lettera che accompagnava questa giornata. Se le politiche sociali in questo Paese fossero pensate, proposte, predisposte insieme a chi quotidianamente, concretamente lavora con i bisogni e le potenzialità, le stesse risulterebbero più attinenti alle esigenze delle persone. Oggi la programmazione partecipata non è il luogo reale dove è possibile effettuare le scelte decisionali che purtroppo appartengono ad altri. Abbiamo scelto un'altra sfida, quella di riformare il welfare seriamente, attuando quello che la Costituzione prevede. Chiediamo a voi di rispondere. Che cosa devono fare ancora i CROAS? Lavorare per rafforzare i contenuti della nostra professione, le famose aree previste dall'articolo 3, dove io sottolineo ad esempio, come io lavoro in un territorio, quanto sia importante riconoscere ad esempio agli assistenti sociali l'area preventivo-promozionale. Nei tagli questa è la prima che salta, quindi è importantissimo che noi tuteliamo queste aree, così come quella della progettazione e della gestione. Ecco, altri hanno già parlato dell'area didattico-formativa di ricerca e ovviamente l'area di aiuto nel processo di aiuto di inclusione sociale che fa parte della nostra professione. Quindi dobbiamo lavorare attraverso un'azione dedicata e attenta alla supervisione dei futuri assistenti sociali, attraverso la formazione continua e attraverso azioni legate al riconoscimento e alla tutela della professione. Si parlava appunto della possibilità di che il tempo, ad esempio, dedicato all'interno dei CROAS venga in qualche modo riconosciuto, così come venga riconosciuta la possibilità della dirigenza. Questo in qualche modo dà una visibilità, un'identità alla nostra figura. E per finire attraverso azioni legate alla promozione dei diritti di cittadinanza, recuperando un ruolo politico della professione che ci siamo dimenticati nei nostri uffici. Finisco, buon viaggio, pronti per raggiungere la meta e questo è il mio augurio. Grazie dell'attenzione. Grazie a Miriam Tottis per il celere ma molto esaustivo intervento. Ora un breve momento in cui l'ASNAS consegna una prima tranche di un piccolo pensiero che suggella questa giornata. Un forte ringraziamento, mentre chiedo ai componenti della tavola rotonda di prepararsi a salire sul palco. Un ringraziamento molto grande al senatore Dalla Zuanna
ricordiamo che è l'unico senatore veneto presente all'interno delle due commissioni che in sede referente e deliberante sta esaminando il progetto e a cui affidiamo tutte le nostre istanze emerse qui e che emergeranno anche dopo. Silvana Mordeglia, un forte e prezioso ringraziamento sta a lei e a tutto il Consiglio nazionale che sta devolvendo grande impegno per questa nostra professione, l'intero tavolo del patto qui rappresentato e Miriam Totis con tutti i CROAS nazionali che ogni giorno si impegnano per assolutamente ridare e mandare avanti nel tempo e nelle difficoltà la nostra professione. Scusate la velocità, ma brevi comunicazioni di servizio. Per colmare questo lieve ritardo non eseguiremo la pausa, quindi procederemo ad oltranza con i lavori. Gli attestati non verranno consegnati prima delle ore 13, quindi non chiedeteli prima perché non saranno disponibili. Il dibattito verrà eseguito alla fine, quindi chiedo a tutti di conservare le domande per le ore 13 e una breve richiesta da parte del SUNAS. Domenico Pellita qui chiede gentilmente agli iscritti SUNAS di potersi fermare per un breve incontro a conclusione di questo evento, quindi verso le 13:30. Chi può si fermi. Grazie, buona continuazione dei lavori.